Brillante operazione della Polizia di Stato di Vicenza, sezione narcotici, che ha tratto in arresto padre e figlio polacchi, rispettivamente di 49 e 27 anni. I due erano stati fermati in città ancora il 15 aprile per un controllo a seguito del quale erano state rilevate soltanto irregolarità amministrative legate al mezzo, un furgone Ducato. Ma il nervosismo dei due non è passato inosservato. Altro controllo del mezzo, senza risultato, fino a ieri pomeriggio, quando i due sono stati fermati nei pressi di un casello autostradale di Rovigo, grazie anche alla collaborazione degli agenti della locale squadra mobile e della sottosezione della polizia stradale. Ebbene, occultati dentro un vano appositamente ricavato vicino al serbatoio, 9 panetti di cocaina di alta qualità per un peso complessivo di circa 10 kg, che avrebbero fornito il mercato vicentino fruttando oltre 4 milioni di euro. Arresto in flagranza di reato, i due si trovano ora rinchiusi nel carcere di Ferrara.